Queste che vedete sono le valli di Comacchio, le ultime, dopo che l'ente per la colonizzazione del delta padano ha prosciugato quelle di Pega, Rillo e Zavelea. Valli testimoni come me di un episodio tragico, un episodio che rimane umano anche se leggi e condizioni sociali possono altrimenti qualificarlo. E d'altra parte la vita dei Fiocinini, i cacciatori di Frodo, gli eredi spirituali della Valle dei Poveri. È accaduto tutto stamane all'alba, una fuga che è durata diverse ore senza vinti e vincitori, solo la morte, il gelo, un cuore provato dalle ansie, dalle continue paure che ha ceduto. Ma com'è successo qui? Il gelo, il cuore che non ha retto, sono cose che capitano di rado, ma quando capitano sono letali. Ho capito. Ed io vorrei darle un aspetto di queste valli, direi umano. Vede, questa è la Valle dei Poveri e io vorrei ricordarle che al tempo degli Estensi venne emanato un editto che fu chiamato la Mano dei Poveri. Questo editto consentiva agli abitanti delle valli di raccogliere le anguille che potevano sfuggire ai lavorieri. La Mano dei Poveri. È un titolo letterario, le sembra, che però racchiude secoli di miseria e di arretratezza. Oggi che nessuna anguilla riesce a sfuggire al lavoriere, il Fiocinino entra nelle valli dell'azienda, che sono però sempre le sue valli, e lui crede ed è convinto che siano le sue valli. Scusi, può venire un momentino qui, per favore? Sì. Ma com'è successo? Lei ha visto? Sì, ma cosa vuole? Non mi so ancora raccapezzare. Ho sentito un tonfo. Sono andato a vedere che c'era il mio amico che era caduto fuori di barca. Ho fatto appena in tempo a chiudergli la bocca. Certo, per uomini abituati a muoversi nella nebbia, a saltare gli argini con prodigiosi giochi di equilibrio, cadere in acqua così, banalmente, sa solo di fatalità. La morte non fa parte del mestiere di Fiocinino. E senza parole inutili la Guardia Valliva attesta la sua solidarietà consegnando, contro il suo dovere, le anguille pescate di Frodo. Lo fa come se restituisse alla vedova il ricavato legittimo di una giornata di lavoro. Episodi come questi, per voi guardie valliveri, debbono particolarmente colpire, mi pare? Si sa, qualche volta dà anche fastidio vedere queste cose qui. In fondo non sono proprio valli che diano fastidio all'azienda Valli, perché questo qui è un posto che la danno anche i poveri praticamente. Anche le guardie vallive, guardie giurate dell'azienda comunale che gestisce la pesca delle anguille nelle valli, non hanno una vita facile.
Non sono in molti a sorvegliare le migliaia e migliaia di ettari che si estendono intorno ai loro casoni di guardia. Un lavoro che non ha orario, di giorno, di notte, lungo gli argini o sulle barche a guardare sempre, per scoprire il contrabbandiere, come essi chiamano il fiocinino, che rischia la galera per una anguilla. Ma l'aspetto più ingrato di questo mestiere è la consapevolezza di dare la caccia a gente come loro, a uomini che sono cresciuti nelle stesse valli. Buongiorno, da dove viene lei? Viene sul lavoro, Ah, viene qui dal lavoro, che fa qui in valle? uguale al lavoro. Che lavoro fa? Lavoro nella scolina. Il lavoratore ha gli scoli d'acqua nelle bonifiche, prima la fiocina, ora la vanga, e forse anche lui un giorno avrà il suo podere come tanti altri, anche se questa nuova proprietà gli costerà altro lavoro, altri sacrifici, ma avrà finalmente la terra asciutta, sicura, sotto i piedi. Ma fino a che la bonifica non avrà dato a tutti una nuova possibilità di lavoro, il rischioso mestiere di contrabbandiere di anguille rimane una dura realtà delle valli. Lei sa che queste valli ormai sono destinate a sparire per sempre? Che ne pensa lei di questo? Io penso una cosa, che sarebbe meglio dovesse sparire tutte le valli pur di una cosa che non ci sia un'odia, perché ci sono troppe odie. Ma quella che valle è, per esempio? Quello lì per esempio si chiama Valle Fedebello e poi noi siamo anche dei contrabbandieri. Ah, lei è un contrabbandiere? Uno dei tanti fiocinini che Sì, si sì. dice qui nelle parti. Quanti processi ha avuto? Circa, ne ho avuto 10. E l'ultima volta che è andato ad Anguille, di prova, quando è stata? Sarà un 10 giorni fa. Ma in programma ad andarci ancora? Ce n'ero anche, se non basti questa sera, ce n'ero domani sera. Si deve dare da mangiare ai suoi figli, purtroppo mangiare bisogna mangiare. O in galera o fuori di galera, qualche giorno bisogna darci qualche cosa.